Sicuramente una filiera che crea valore, che ha saputo, grazie al lavoro dei nostri agricoltori, avere un prodotto unico da poter trasformare, che ha generato, ripeto, un valore in tutta la filiera produttiva. Prodotti che vengono particolarmente apprezzati a livello mondiale. È uno dei settori lattiero-caseario che cresce sulle esportazioni. È chiaro che abbiamo ancora molto da dover fare in termini di aumento di mercati che potremmo occupare in termini qualitativi, consolidando però quelli esistenti, guai ad abbandonare ciò che abbiamo costruito in questi anni, penso ad esempio al mercato statunitense rispetto anche alle tensioni che abbiamo vissuto nell'ultimo periodo con un rischio di aumento di tassazione. Dobbiamo implementare invece tutto ciò che ci può permettere di comunicare maggiormente proprio quelle che sono le caratteristiche di tutte le filiere agroalimentari, sottolineo in particolar modo quella lattiero-casearia che crea quell'elemento distintivo che possiamo utilizzare anche nel valorizzare, mi ripeto, altri settori produttivi. Quindi c'è molto lavoro da poter fare, lo dobbiamo fare insieme, distribuendo il valore all'interno di tutta la filiera, non come succedeva in passato, che si ragionava in modo, diciamo così, separato per comparti, come sottolineo sistematicamente, l'ho fatto anche in questa giornata in un confronto diretto con molti imprenditori. È intelligente distribuire valore nella filiera, ripeto, in modo adeguato, perché quando cresce tutta la filiera abbiamo una possibilità non solo di guardare al ricambio generazionale, ma di innovare ulteriormente rispetto a quello che abbiamo già fatto e guardare a quelle che sono le sfide future.